A Treviso e Belluno, prima esperienza in Italia di sanità integrativa per pensionati e partite IVA. Accordo raggiunto dopo una lunga trattativa con due gruppi assicurativi che garantiranno ai redditi medio-bassi welfare a costi accessibili. Si tratta di soggetti scarsamente tutelati, con esigenze differenti alle quali si cerca di dare una risposta. I lavoratori autonomi, i nuovi freelance, cosiddetti, tutte quelle partite IVA che ovviamente adesso si trovano e si prestano a fare quei nuovi lavori che non hanno nessun tipo di copertura se non quella data dallo Stato, e dall'altra parte molto importante invece per i pensionati. Per loro abbiamo pensato anche un prodotto assolutamente innovativo che è un'indennità per la non autosufficienza. Pertanto riteniamo che la contrattazione collettiva calata su situazioni individuali sia una modalità innovativa e tutta da sperimentare. Non c'è contraddizione tra l'ottimo livello di sanità pubblica del Veneto e la percentuale di prestazioni che i cittadini richiedono privatamente, circa il 3,7%. Per i pensionati e i lavoratori autonomi il fondo prevede una contribuzione con tariffe agevolate ed è detraibile fiscalmente fino a 1.300 euro. Ai pensionati garantisce un supporto in caso di non autosufficienza, ma anche, ed è una grande novità, la copertura assicurativa fino agli 85 anni. Inevitabilmente bisogna pensare anche a strumenti sociali che possano accompagnare questo percorso di vita più lungo e che quindi richiede anche maggiori bisogni assistenziali.